Signori, buonasera, buon pomeriggio dal Pala Restivo di Cagliari, quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 femminile, girone B. In campo ancora una volta per una partita in casa la Virtus Cagliari che affronta appunto nel quinto turno di andata il Biassono. Biassono e Virtus Cagliari viaggiano con 2 punti in classifica dopo appunto 5 giornate, frutto dell'unica vittoria che entrambe le formazioni hanno avuto contro il Muggia, che ancora non ha vinto una partita. Ancora a pochi istanti, mancano 19 secondi alla palla A2 dei signori Marco Marsico e Gianluca Cassiano di Roma. Una Virtus Cagliari che ovviamente vuole riscattare la brutta prestazione della settimana scorsa, Virtus che ha perso in casa contro Ferrara per 75-41. Biassono d'altro canto arriva a Cagliari con la speranza di voler conquistare altri 2 punti in campionato, però è anche reduce da una pesantissima sconfitta in casa, anch'essa in casa, battuta da Crema per 63-23. Tutto pronto per la palla A2 e sono partiti in questo istante. La palla è conquistata dal Biassono che supera la metà campo, imposta con la numero 7 Giulia Porro. Penetrazione della 17 appunto Sallustio e canestro della numero 14 Alessia Colombo. 2-0, quindi incomincia subito in salita la partita per la Virtus Cagliari, che adesso imposta con Sara Innocenti. Palla al centro da Anita Klein per la numero 18 della Virtus, Maria Chiara Gambuzza. C'è stato un fallo nei confronti della difesa della formazione lombarda. Palla per Klein e i primi 2 punti anche per la Virtus Cagliari sono firmati da Nika Klein. 2 pari, Virtus subito in pressione tutto campo. Palla a Colombo la passa alla 17 Sallustio ancora a Colombo, si cercano le 2 giocatrici. Palla all'angolo per la numero 12 Rossi finiscono i 24 secondi, quindi non vale, anzi non è neanche entrato il tentativo di Colombo. Quindi palla conquistata dalla Virtus Cagliari, che prova a reimpostare la propria azione d'attacco con la numero 15 Giulia Melissari. Melissari cerca la penetrazione, tiro, sbaglia il ferro, nega il canestro a Melissari, contropiede del Biassono e palla. Non si sono accorte le giocatrici della Virtus che la palla poteva essere conquistata. È conquistata in questo momento da Lidia Oppo, che in palleggio supera la metà campo. Palla a Melissari. Melissari, assist mancato per Anika Klein, che aveva tagliato l'aria, anzi è proprio Anika Klein l'ultima a toccare la palla, quindi la rimessa sarà per il Biassono che parte con Porro. Porro cerca una compagna libera, ecco, la trova nella numero 12 Rossi. Rossi è in palleggio, cerca di superare la difesa virtusina, ancora gira la palla, fa ruotare il pallone il Biassono. Infrazione di passi possibili ma non fischiati da parte della coppia arbitrale romana, e palla ancora una volta conquistata dalla difesa Virtus. Prova e realizza la prima bomba della serata Sara Innocenti. 5-2 per la Virtus, mancano 7 minuti e 41 secondi al termine della prima frazione di gioco. Fallo e canestro realizzato, il fallo è stato commesso da Giulia Melissari. Il canestro è stato concesso, il fallo esatto è di Giulia Melissari, quindi i 2 punti vanno alla numero 7 del Biassono, Giulia Porro. Un tentativo dalla lunetta da parte sua che realizza. Di nuovo in parità, 5-5. 7 minuti e 30 al termine del primo quarto.
Innocenti in palleggio per Klein per Lidia Oppo, penetrazione, scarica per Melissari, Melissari recupera il pallone leggermente deviato dalla difesa del Biassono, penetrazione, palla persa ancora una volta dalla Virtus Cagliari, conquistata da Porro. Ancora un tentativo dalla lunghissima distanza da parte del Biassono, la palla è dapprima conquistata da Gambuzza, poi persa e ripresa dalle giocatrici lombarde. Porro in posta, cerca una compagna libera, la trova nella numero 12 Alice Rossi passa ancora la palla al Colombo, però il suo tentativo da 3 fallisce. La palla è nelle mani invece del Virtus. Oppo su passaggio di Innocenti, Oppo cerca una compagna libera, Nika Klein dalla lunghissima distanza, il ferro nega il canestro alla giocatrice della Virtus Cagliari e si riparte con il Biassono che supera le metà campo. Porro in palleggio, ancora un tentativo del Biassono con la numero 12 il Rossi, la palla è dapprima conquistata e poi ripersa dalla Virtus Cagliari. Nel frattempo Rossi aveva sbagliato il suo tentativo. Ci prova adesso la numero 14 Colombo. Sì, esatto, la 14 Colombo. La palla è conquistata momentaneamente dalla Virtus, ma gli arbitri invece la affidano. Evidentemente ha pestato la linea col piede a Nika Klein nel conquistare il rimbalzo. Quindi ancora Biassono in palleggio, perde palla, quindi Melissari la conquista, Oppo in posta, Oppo rientrata da un paio di settimane dall'infortunio alla mano. Oppo è uno degli acquisti della Virtus Cagliari di quest'anno, proveniente dal Cus Cagliari. Penetrazione di Sara Innocenti, tentativo di tiro sbagliato, ma c'è anche il fallo commesso dalla numero, vediamo, dovrebbe essere la numero 14 Alessia Colombo, il capitano del Biassono. Per Colombo si tratta del primo fallo, mentre Sara Innocenti si presenta in panchina in lunetta, scusate, per il primo dei 2 tiri liberi a disposizione. Primo punto dalla lunetta realizzato, quindi di nuovo vantaggio per la Virtus, 6-5. Vediamo il secondo. Il secondo è fuori, però la palla è di Klein che tenta un sottomano, ma lo spigolo del canestro nega il punto alla giocatrice tedesca con la maglia della Virtus. Si riparte con Biassono in palleggio, ma con la Virtus in vantaggio 6-5. Porro in palleggio, prova a entrare al tiro, il tiro appunto entra e quindi il vantaggio è nuovamente della formazione ospite, la formazione del Biassono che conduce per 7-6. Mancano 5 minuti e 24 secondi al termine della prima frazione di gioco. Annika Klein molto alta rispetto alla sua postazione, perde la palla Gambuzza e c'è un fallo commesso dalla numero 20, dovrebbe essere Lidia Oppo. Primo fallo per Lidia Oppo. La situazione falli vede 2 falli per il Biassono e 2 per la Virtus Cagliari. In palleggio ancora Porro che prova a impostare tutto il gioco della formazione del Biassono, passa tra le sue mani, ma c'è un fallo commesso, fischiato da uno dei 2 arbitri, alla numero 14, dovrebbe essere così, sì, Lidia Colombo. Per Colombo dovrebbe trattarsi del suo secondo fallo. 4-51, 7-6 per il Biassono. Palla a Innocenti per Gambuzza per Oppo passa a Melissari, 5 secondi al tiro, 3, prova Melissari dalla lunghissima distanza, ma la palla finisce sul ferro e poi è preda della Colombo, di Alessia Colombo. Un tiro ancora del Biassono che finisce neanche sul ferro, proprio sulla tabella. Ancora Innocenti in palleggio, Klein al rimbalzo e sbaglia ancora una volta Annika Klein. Un po' sfortunata la Virtus anche questo pomeriggio. Ancora un tentativo dalla lunga distanza della numero 12 Laura Rossi del Biassono e ancora un rimbalzo preso dalla Virtus Cagliari.
Klein per Oppo, penetrazione, cerca il canestro ma trova solamente il fallo commesso questa volta dalla numero 34 del Biassono. Il numero 34 del Biassono, Angelica Tibe. Per lei si tratta del secondo fallo. Prima erroneamente vi avevo detto Alessia Colombo, ma il fallo era stato commesso da Angelica Tibe. Subito un cambio, esce appunto la Tibe, entra la Gargantini per il Biassono. Nel frattempo Lidia Oppo sbaglia il suo tentativo dalla lunetta, ne ha ancora un altro a disposizione l'ex giocatrice della Cuscagliari. Sbaglia anche il secondo, ma Anika Klein riesce a recuperare il rimbalzo e si rimposta una nuova azione d'attacco da parte della Virtus Cagliari. Fallo fischiato alla numero 4, Anika Klein. Primo fallo per lei, fallo in attacco da parte della Virtus Cagliari. Rossi in palleggio per il Biassono, mancano 3 minuti e 33 secondi al termine della prima frazione di gioco. Il punteggio è ancora fermo sul 7-6 per il Biassono. Numero 17 in palleggio, Sallustio, palla ancora a Colombo. Il suo tentativo di tiro viene intercettato e deviato fuori dal campo da parte della Virtus Cagliari. 10 secondi ancora per chiudere l'azione. Ancora Porro in palleggio, passa la numero 25 Gargantini palleggia, prova il tiro da 3, niente. Prova Porro, ma la sua palla è conquistata dalla Virtus Cagliari. Era praticamente finita l'azione, ma finiti i 10 secondi che avevano a disposizione le giocatrici del Biassono. Perde palla ancora una volta Anika Klein e il contropiede è micidiale da parte del Biassono e soprattutto da parte di Giulia Porro. Sono sui 2 punti realizzati, ma sono sui 2 punti che consentono al Biassono di conquistare per ora il massimo vantaggio, 9-6, 2-57 al termine della prima frazione di gioco. Vi dico i tabellini delle due formazioni. Anika Klein ha realizzato 2 soli punti conquistando 3 rimbalzi. Sara Innocenti 4 punti e 2 rimbalzi. Mentre ovviamente non hanno segnato punti le altre giocatrici, c'è solo da registrare un fallo di Melissari e un fallo di Lidia Oppo. Per quanto riguarda invece il Biassono, Giulia Porro ha 7 punti realizzati con 3 su 4 da 2 e gli altri 2 punti sono stati realizzati da Alessia Colombo. Finito il time out si riprende a giocare. Squadra giovanissima il Biassono, che ha come punto di riferimento appunto Laura Rossi, che finora ha realizzato 34 punti in 4 partite. Poi abbiamo Giulia Porro 27 punti e Alessia Colombo 23. Diciamo che il gioco e i punti nelle mani delle giocatrici della Biassono passano proprio queste 3 ragazze. Per quanto riguarda invece la Virtus, Sara Innocenti ha realizzato finora 50 punti, Giulia Melissari 48, Anika Klein 41 e Angela Dettori 32. E proprio Angela Dettori è entrata in campo durante il time out richiesto dalla Virtus Cagliari e ha preso il posto della Gambuzza. 2 secondi, 1 secondo al tiro, sbaglia, anzi la palla è intercettata dal Biassono da parte di Sara Innocenti, però i 24 secondi erano praticamente terminati e quindi si riparte con il Biassono che prova a impostare una nuova azione d'attacco. Pressing tutto campo da parte delle giocatrici della Virtus, palla intercettata da Angela Dettori in campo con una vistosa fasciatura al polso. Evidentemente ha avuto 4 problemi in allenamento durante la settimana. Colombo in palleggio. Ancora il Biassono che tenta di perforare la difesa della Virtus Cagliari. Palla quasi presa in frazione di passi, palla quasi presa dal Gaupo, però nel frattempo c'è stata un'infrazione di passi commessa dalla numero 25 Martina Gargantini e quindi la palla finisce nuovamente nelle mani delle giocatrici della Virtus Cagliari, che
cercano di impostare una nuova azione d'attacco. La Virtus vuole assolutamente, anzi deve assolutamente vincere questo pomeriggio. Non c'è stata l'autorizzazione al canestro da parte degli arbitri per Annika Klein, ma invece c'è stato un fallo commesso dalla difesa del Biassono. Un cambio, esce la numero 12 Colombo, entra la numero 34 Angelica Tibe. Due tiri liberi nel frattempo sono stati concessi alla Klein. Il primo fallito, non ha un'ottima percentuale finora questo pomeriggio la Virtus Cagliari dalla lunetta, 1 su 5. Vediamo come va il secondo viene realizzato per Klein, si tratta del suo terzo punto. Per quanto riguarda la Virtus invece deve recuperarne ancora 2 nei confronti del Biassono. Palla quasi persa, così è. No, non è persa, anzi è recuperata adesso. Angela Dettori contropiede e canestro di Angela Dettori su palla recuperata a metà campo, e c'è stato subito il time out richiesto dalla formazione allenata da Stefano Fassina. C'è stato il time out, ovviamente vuol cercare di rimettere di chiarire le idee alle giocatrici della sua squadra, che dopo essere state in vantaggio di 3 sole in lunghezze, 9 a 6, grazie a Klein con un tiro dalla lunetta e adesso alla palla recuperata e al contropiede realizzato da Angela Dettori, la Virtus è riuscita a pareggiare. Siamo 9 a 9, mancano 1 minuto e 43 secondi al termine della prima frazione di gioco. Nella Virtus 3 punti Annika Klein, 4 Sara Innocenti. La situazione falli vede la Virtus Cagliari in campo con 3 soli falli di squadra, ne ha 5 invece il Biassono. Si riparte con i 24 secondi a disposizione del Biassono per impostare una nuova azione d'attacco. Sallustio in palleggio, palla Porro ancora, palla intercettata da Angela Dettori dopo un passaggio un po' affrettato da parte della Perini. Ancora una palla intercettata da Klein e ributtata in lato. Porro in possesso di palla, cerca una compagna libera, palleggia, non la trova, ancora in palleggio Porro, contrastata da 2 giocatrici della Virtus. Ancora la numero 34 in palleggio, prova il tiro, sbaglia Angelica Tibe, la palla è ripresa dalla difesa della Virtus Cagliari che è imposta con Giulia Melissari. Ancora un tiro, ancora un errore, ancora un'iniziativa personale fallita da parte di Giulia Melissari. C'è subito un cambio, esce proprio Melissari, motivata questo pomeriggio, ma ovviamente i canestri non arrivano. Per quanto riguarda il cambio, è entrata in campo la giovanissima Laura Porro in palleggio, supera adesso la metà campo, contrastata da Sara Innocenti, prova a penetrare, niente da fare, il ferro nega il canestro a Giulia Porro. Mancano 49 secondi al termine della prima frazione di gioco. Palla buttata al centro della difesa del Biassono da parte di Angela Dettori, ma c'è anche un fallo commesso. C'è anche un fallo commesso dalla Virtus Cagliari, esattamente il secondo fallo è stato attribuito a Lidia Oppo. Porro in palleggio, ancora lei prova a perforare la difesa della Virtus, un tiro da 3 da parte della numero 25, si tratta di Martina Gargantini. Palla ancora una volta banalmente e ingenuamente persa dalla Virtus Cagliari a metà campo. Prova la Sallustio per la Gargantini in palleggio, contrastata da Angela Dettori. Adesso la palla finisce alla numero 32 Giada Perini, ma c'è un fallo commesso dalla numero 34, sì, così è infatti,
Angelica Tibe, dovrebbe essere il terzo fallo per lei. Entra in campo Francesca Ottolina, esce appunto Angela Tibe. E Laura Porcu si presenta in lunetta per cercare di realizzare a 8 secondi dal termine della prima frazione 2 punti. Realizza il primo e Virtus che si porta nuovamente in vantaggio 10-9. Vediamo se realizza anche il secondo. Così è infatti, 11-9 per la Virtus Cagliari, 7 secondi al termine del primo periodo di gioco. Porro in palleggio, finisce così il primo quarto. La Virtus Cagliari chiude in vantaggio per 11-9. È stato un break di 5-0. La Virtus era sotto di 3 lunghezze, 9-6. C'è stato appunto questo break di 5-0 che le ha consentito di chiudere la prima frazione di gioco sull'11-9. Si riprende ancora qualche istante, 10 secondi all'inizio della seconda frazione di gioco. Qui alla Pala Restivo, quinta giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile girone B. In campo la Virtus Cagliari contro il Biassono. Virtus Cagliari che al termine dei primi 10 minuti di gioco conduce con il punteggio di 11-9. Si riparte con il possesso della Virtus Cagliari che ancora una volta con Sara Innocenti cerca di impostare una nuova azione d'attacco. Palla a Dettori, dietro passaggio di Klein, ancora palla recuperata da Lidia Oppo, e Lidia Oppo in maniera molto fortunosa ma anche decisiva riesce a bucare la difesa del Biassono e a portare la Virtus al suo massimo vantaggio finora, 13-9 all'inizio della seconda frazione di gioco. Ci prova la numero 10 del Biassono dalla lunghissima distanza, si tratta di Francesca Ottolina. Ci prova dall'altra parte Angela Dettori e anch'essa è sfortunata. Il ferro nega la tripla alla giocatrice, anch'essa ex Cus Cagliari, arrivata quest'estate insieme a Lidia Oppo e Annika Klein, Giulia Melissari e la Gambuzza, Maria Chiara Gambuzza. Palla quasi recuperata dalla Virtus Cagliari con Lidia Oppo, però il pallone finisce sul fondo. C'è un cambio tra le file della Virtus Cagliari, esce Annika Klein, per lei in campo ha realizzato solo 3 punti, entra la giovane Beatrice Mastio con il numero 9. Si riparte con il Biassono in possesso di palla, la numero 32 del Biassono, Giada Perini, prova e sbaglia il suo tentativo. Ci prova invece Angela Dettori che trova proprio un varco difficilmente. Sbaglia la giocatrice della Virtus Cagliari il suo terzo tempo e così è infatti 15-9. 15-9 Angela Dettori al secondo minuto del secondo periodo di gioco. Ancora qualche istante poi si riprenderà a giocare. Nel frattempo vi dico quali sono le partite della quinta giornata di andata. Ovviamente Virtus Biassono in campo in questo istante. Ecodet Alpo Ferrara si giocherà sempre oggi alle 20:30. Tecmar Crema Astro Cagliari domani alle 17 e Albino Vicenza domani alle 18. Si riprende a giocare qui al Pala Restivo appunto con la Virtus Cagliari che riconquista nuovamente palla. Ancora a contropiede Angela Dettori, sbaglia, recupera il rimbalzo, strappa il pallone, lo scarica per Porcu, terzo tempo, fallo commesso da Porcu. Scusate, subito da Porcu, e Porcu si ritrova in lunetta per cercare di realizzare altri 2 tiri liberi. Per lei finora 2 soli punti, tutti e 2 realizzati dalla lunetta. Ci prova ancora una volta con altri due personali, sbaglia il primo. Ancora un tentativo a disposizione da parte della giovanissima giocatrice della Virtus Cagliari. Realizza invece il secondo Laura Porcu, si tratta del terzo punto personale. 16-9 per la Virtus Cagliari, 8 minuti e 5 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Cambio, esce la numero 10
Ottolina ed entra la numero 11 De Ponti per quanto riguarda il Biassono. Tentativo dalla lunghissima distanza da parte di Gargantini, la palla è recuperata dal Biassono e trasformata in canestro dalla Gargantini. 16-11, primi 2 punti da parte del Biassono in questa seconda frazione di gioco. Dettori per Porcu, Innocenti prova e passa ad Angela Dettori, c'è palleggio ma anche fallo commesso, spinge la numero 25 del Biassono secondo l'arbitro, si tratta della Gargantini, per lei primo fallo finora commesso dalla giocatrice del Biassono. Palla è rimessa ovviamente affidata alla Virtus Cagliari. Sara Innocenti per Lidia Oppo. Oppo finta il passaggio e lo fa invece nei confronti di Angela Dettori. Angela Dettori non si fa pregare e non sbaglia, realizzando il 18° punto per la Virtus Cagliari contro gli 11 realizzati finora da parte del Biassono. 7 minuti 13 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Il Biassono prova ancora una volta a impostare la propria azione d'attacco, ma ancora una volta la palla è preda delle giocatrici della Virtus Cagliari che sciupano banalmente l'occasione. Un tentativo di contropiede intercettato sul lancio di Lidia Oppo nei confronti della compagna, dovrebbe essere molto probabilmente Lidia Oppo, intercettato dalla difesa del Biassono, quindi palla persa dalla Virtus Cagliari e nuova azione d'attacco per il Biassono. De Ponti in palleggio, cerca Mastio di bloccarla, stoppata da parte di Angela Dettori nei confronti della Sallustio, e palla recuperata dalla Virtus con Porcu per Innocenti, tentativo da 3 e Sara Innocenti si conferma grande tiratrice dalla linea dei 6,75 metri. Sono più 10 per la Virtus Cagliari, 6 minuti e 18, bomba di Sara Innocenti e 21-11. E 21-11 il risultato finora per la Virtus Cagliari. Più precisa al tiro, rientra in campo Giulia Melissari. Speriamo che questi minuti di riposo abbiano giovato, e prende un po' fiato invece Sara Innocenti. Per lei finora 7 punti realizzati, 2 su 2 dalla linea dalla linea dei 6,75 metri, e Virtus ha più 10. 21-11, si riprende con il Biassono che cercherà, farà di tutto per rosicchiare qualche punto. Giulia Porro in palleggio, di fronte a lei Laura Porcu, cerca di bloccarla Laura Porcu, ancora niente, finiscono i 24 secondi a disposizione. Una cosa che si nota è che le giocatrici del Biassono spesso e volentieri sostano in aria per più di 3 secondi, gli arbitri ancora non se ne sono accorti. C'è un nuovo cambio, molte rotazioni da parte della formazione del Biassono, esce Giulia Porro ed entra la numero 9 Elisa Maniero. Laura Porco in palleggio, contrastata da De Ponti. Angela Dettori riceve palla, Melissari adesso, ancora Porcu, contrastata sempre dalla De Ponti. Melissari in palleggio, perde palla ma la riprende. Ancora un tentativo di Giulia Melissari che un po' si sta innervosendo, vuole a tutti i costi il canestro che invece realizza dalla linea del tiro da 3 Martina Gargantini, riducendo le distanze 21-14 quando mancano 5 minuti e 15 secondi al termine della seconda frazione di gioco. C'è un fallo, spinge la numero 10 nei confronti di Beatrice Mastio. Francesca Ottolina, a lei è stato fischiato il fallo. Laura Porcu riceve, Melissari palleggia, passa ancora Mastio perde palla e finisce sul fondo. Fortunatamente la palla persa non ha innescato il contropiede da parte della formazione allenata da Carla Tola.
Virtus che vuole assolutamente la vittoria per ovviamente mettere del fieno in cascina. Contro tra l'altro ancora un canestro, contro tra l'altro una diretta concorrente per la salvezza. Martina Gargantini è andata ancora una volta a canestro e il Biassono praticamente 21-16 ha un po' ridotto le distanze. Ci prova Melissari, sbaglia ancora una volta, si intestardisce la giocatrice neoacquisto della Virtus Cagliari e il Biassono prova a impostare un'innovazione d'attacco. Palleggia la numero 11 De Ponti, fallo commesso da Laura Porcu. Per Laura Porcu si tratta del suo dovrebbe essere il secondo fallo, così è infatti per Laura Porcu. È un time out prontamente richiesto dalla Virtus Cagliari e da Carla Tola. Ne approfitto per leggervi i tabellini. Per quanto riguarda la Virtus Cagliari, Annika Klein ora in panchina ha realizzato 3 punti, ha commesso un solo fallo. Sara Innocenti 7 punti, 2 da 2 nel tiro da 3 punti. Laura Porcu 3 punti, tutti realizzati dalla lunetta e 2 falli. Angela Dettori 6 punti e Lidia Oppo 2 punti. Per quanto riguarda il Biassono hanno realizzato 7 punti Giulia Porro, 2 punti Alessia Colombo e 7 punti Martina Gargantini. Finisce il time out, quindi si riprende a giocare. I due arbitri, che ricordo sono i signori Marco Marsico e Gianluca Cassiano di Roma, richiamano le due squadre al centro del campo per riprendere la partita. E si riprende a giocare con la numero 11 De Ponti in lunetta per i 2 tiri liberi a sua disposizione. Il tifo dei ragazzi qui dell'Olimpia Onlus distrae in qualche modo la giocatrice del Biassono, che sbaglia il primo tentativo a disposizione, non sbaglia il secondo la De Ponti, quindi Biassono ancora una volta rosicchia qualche punticino. 21-17, 4 minuti e 21 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Lidia Oppo alla rimessa, non trova, anzi trova Giulia Melissari, in contropiede, passi, niente da fare. Terzo tempo, c'è stato il contrasto da parte della giocatrice del Biassono, ma Giulia Melissari non ha fatto a tempo a tirare prima, quindi c'è stata un'infrazione di passi fischiata a lei e quindi il Biassono, Virtus che ovviamente ancora una volta deve difendere, Virtus che non riesce a sbloccarsi dopo che è passata in vantaggio di 10 lunghezze, 21-11. Ha subito la reazione, pronta reazione ancora una volta del Biassono, stavolta sbaglia con la numero 9 Elisa Maniero e realizza invece, dopo aver recuperato palla il Biassono, il canestro è ancora suo. Con testardaggine Elisa Maniero ha realizzato i 2 punti, ma soprattutto ha subito un fallo e quindi si presenterà in lunetta per cercare di firmare il -2. Virtus che dal +10 si ritrova al +2 con possibilità, speriamo di no, che il Biassono riesca ad arrivare a una sola lunghezza dalle giocatrici della Virtus Cagliari. 21-19. Maniero realizza il suo tiro libero a disposizione, quindi 21-20. per la Virtus Cagliari, che stavolta non si fa intimidire e trova con la sua capocannoniera Sara Innocenti il canestro del nuovo +3 per la Virtus Cagliari. 23-20, ancora una penetrazione ma non va il tentativo da parte della De Ponti, ci riprova Laura Porcu ma la sua palla è intercettata dalla Maniero, quindi ancora il possesso nelle mani della Virtus Cagliari con 19 secondi a disposizione per poter riprendere l'azione.
per poter concludere l'azione, scusate. Annika Klein riceve e realizza subito, prende, tira, realizza Annika Klein e la Virtus si riporta a più 5. Al settimo minuto, sono stati giocati 17 minuti di questa partita. Ricordo, si tratta della quinta giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile girone B. In campo la Virtus Cagliari, che in questo momento difende, e il Biassono in maglia rossa che attacca. Biassono che prova con un tiro molto, sbaglia Sara Innocenti, non recupera il pallone dopo un tentativo piuttosto maldestro di tiro da parte del Biassono, esattamente con Ottolina. Maniero in palleggio, fallo di Klein. Poteva esserci anche una palla accompagnata, infatti si lamenta così nei confronti di uno degli arbitri, Sara Innocenti. 2 minuti 35 secondi al termine del secondo periodo. Gargantini lunetta per 2 tiri liberi, realizza il primo tiro libero Gargantini, ancora un libero a disposizione e non sbaglia neanche il secondo. Gargantini miglior realizzatrice da parte del Biassono con 9 punti. Lidia Oppo in palleggio, penetra, tira, canestro per Lidia Oppo. Questa volta non si fa impressionare dalla difesa del Biassono e porta di nuovo a più 5, 27 a 22 il punteggio. Mancano 2 minuti 11 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Ancora un tentativo della De Ponti, ancora un errore e ancora un rimbalzo di Klein, della tedesca della Virtus Cagliari. Palla a Lidia Oppo, ancora un errore stavolta e chi l'ha commesso è Sara Innocenti. Passaggio troppo lungo e ovviamente perso dalla giovane giocatrice della Virtus Cagliari. Si riparte con il secondo, il Biassono che prova a impostare una nuova azione d'attacco. Nel frattempo sul cubo della Virtus Cagliari si posiziona Beatrice Mastio. Ancora un tentativo da 3, stavolta sbagliato di Gargantini, e una che non disdegna il tiro dalla lunga distanza. Infrazione di passi, invece sono stati fischiati a Lidia Oppo. Cambio, esce Laura Porco, entra Beatrice Mastio. Mancano 1 minuto e 31 secondi al termine della seconda frazione di gioco. La Virtus è in vantaggio per 27 a 22 e si riparte con la numero 11 De Ponti per Gargantini. Gargantini penetrazione, scarica sotto canestro alla Ottolini. Diciamo che Gargantini e Porro sono un po' le spine nel fianco nella difesa della Virtus Cagliari. Errore ancora una volta, anche in questo caso la numero 10 del Biassono sola in aria e non sbaglia dopo aver ricevuto il passaggio dalla compagna. Beatrice Mastio in palleggio, si è subito portata in attacco la Virtus Cagliari. Oppo cerca una compagna libera, Angela Dettori non lo è, prova direttamente Lidia Oppo, sbaglia, la palla è recuperata da Gargantini, contropiede, si riparte invece, scusate, non era un contropiede ma si riparte con Laura Rossi, la palla invece è recuperata da Beatrice Mastio. Mastio per Innocenti riordina l'idea alla squadra, niente, c'è stato un fallo, bloccata Sara Innocenti dalla Elisa Maniero. Per lei si tratta del suo primo fallo per questo finora commesso dalla giocatrice lombarda del Biassono. Sara Innocenti parla a Mastio palleggia dalla linea della lunetta, prova a realizzare ma il suo tiro finisce debolmente sul ferro. 26 secondi al termine del secondo periodo, ancora un tentativo dalla lunghissima distanza di De Ponti, ma la difesa della Virtus una colossale dormita e la numero 12 Laura Rossi ne approfitta per portare a -1, 27 a 26 la sua squadra nei confronti della Virtus Cagliari. 4 secondi, ancora la Virtus che pelle e palla e la numero 10 del Biassono proprio sulla sirena. Si tratta di Francesca Ottolina, sulla sirena realizza il canestro che porta
il Biassono in vantaggio per 28-27 al termine dei primi 20 minuti di gioco. Eccoci qua tra qualche istante inizierà il terzo periodo di gioco alla Virtus Cagliari. Per questa quinta giornata del campionato di Serie A2 femminile vede in campo la Virtus Cagliari opposta al Biassono. Amici di Diretta Sport, vi do il risultato con il quale si sono conclusi i primi due periodi di gioco. Il Biassono, dopo essere stato sotto di 10 lunghezze, 21-11, ha recuperato ed è riuscita a passare in vantaggio per 28-27 al termine proprio sul fil di sirena, il canestro di Francesca Ottolina. Quindi Virtus che deve ancora una volta recuperare. Ultime indicazioni da parte della panchina della Virtus Cagliari, da parte soprattutto di Carla Tola, e si dovrebbe ripartire fra qualche istante. Il possesso dovrebbe essere della Virtus Cagliari, no scusate, il possesso del Biassono. Si riparte in campo per la Virtus Cagliari Gambuzza, Kleinoppo, Sara Innocenti e Angela Dettori. Ancora inutilizzata questo pomeriggio Virginia Saba, mentre ricordo che in panchina è presente anche Eleonora Fava, ma per lei ancora si prospettano tempi lunghi per la ripresa. A proposito di ripresa, si riparte qui al Pala Restivo con il Biassono che prova a impostare la sua nuova azione di attacco nel tentativo di allungare il passo e operare magari il break vincente. Non è così, perché la Porro commette un'infrazione di passi, quindi la palla è preda della Virtus Cagliari, conquistata dalla Virtus Cagliari. Sara Innocenti supera la metà campo, chiama lo schema, cerca in Gambuzza, ma Gambuzza si fa scivolare di mano il pallone. Virtus che ha sofferto tantissimo in difesa, errore ancora di Gambuzza. Prova invece dalla lunghissima distanza Sara Innocenti, ma la palla finisce sul ferro e ritorna tra le mani delle giocatrici del Biassono. De Ponti in palleggio, di fronte a lei Lidia Oppo, passa alla numero 12 Sallustio, che è contrastata da Dettori, perde pallone ma viene conquistato da Porro. Porro cerca di andare a canestro, ma la palla è stata intercettata da Sara Innocenti. Manca un solo secondo al termine dell'azione d'attacco da parte del Biassono. Vediamo che soluzione si prospetterà. Niente da fare, non c'è stato neanche il tempo per la Gargantini di trovare la via del canestro, e Sara Innocenti con Lidia Oppo riprendono l'azione per la Virtus Cagliari. Non si è ancora segnato nel secondo periodo del terzo periodo di gioco. C'è un fallo commesso dovrebbe essere la Sallustio. No, invece dovrebbe essere il primo fallo di Porro, sì, così è infatti. Klein sbaglia il suo tentativo dalla media distanza. Porro in palleggio dopo aver recuperato il pallone, chiama lo schema per la sua squadra. Partita che poteva essere facile al 15° minuto del secondo tempo, al quinto minuto del secondo tempo, per quanto riguarda la Virtus Cagliari, che si trova in vantaggio di 10 lunghezze, quindi con la possibilità di poter incrementare il vantaggio e praticamente chiudere la partita. Così non è stato, perché il Biassono è riuscita prepotentemente a rientrare in partita, sfruttando anche molte ingenuità da parte della Virtus Cagliari, che sbaglia ancora una volta banalmente sotto canestro con Gambuzza. Invece prova il suo tiro la Gargantini sbaglia anch'essa.
Gargantini che è miglior realizzatrice per quanto riguarda la sua squadra con 9 punti. Gambuzza prova una compagna libera, non la trova, quindi si mette a palleggiare, palla subito nelle mani di Sara Innocenti. Innocenti per Oppo, penetrazione, tiro sbaglia, recupera ancora Oppo, tiro e canestro proprio sulla sirena. Lidia Oppo riporta in vantaggio la Virtus Cagliari al terzo minuto del terzo periodo di gioco, 29-28. Speriamo che sia il preludio per una nuova fuga da parte delle giocatrici della Virtus Cagliari. Porro al tiro da 3, realizza Porro. Ancora un canestro e sono 10 punti realizzati da Giulia Porro, quindi bomba di Porro a 7 minuti dal termine della terza frazione di gioco. E di nuovo il vantaggio del Biassono, si porta a più 2, 29-31. Ancora De Ponti, tiro, sbaglia, anzi la palla è intercettata da Dettori. Dettori a Oppo supera la metà campo, passa a Innocenti per Gambuzza, fallo commesso da Stallustio nei confronti di Angela Dettori. Dovrebbe esserci una spinta commessa esattamente sì da Sallustio. Per Sallustio si tratta del suo primo fallo. Annika Klein dalla media distanza, errore per lei e non riesce neppure con i suoi centimetri a recuperare il rimbalzo. La cosa strana è che la Virtus domina per quanto riguarda i centimetri. Ancora Gargantini da 3 sbaglia e non riesce la Virtus, nonostante appunto abbia qualche centimetro in più nei confronti delle giocatrici del Biassono, non riesce a dominare ai rimbalzi. C'è un fallo commesso dalla difesa del Biassono. Nel frattempo prima della ripresa c'è una giocatrice che si allaccia le scarpe, è tutto a posto, si riparte. Annika Klein riceve, penetrazione contrastata dal Gargantini e sbaglia ancora una volta Annika Klein. Non riesce a sbloccarsi la tedesca, che finora viaggia con soli 5 punti realizzati finora. Sbaglia anche la Sallustio. Palla di Angela Dettori, supera la metà campo, palla ancora Lidia Oppo in palleggio. Toccato il pallone ma recuperato sempre da Oppo, che la passa a Sara Innocenti. Innocenti, penetrazione, tiro e canestro. Più incisiva l'azione di Sara Innocenti, per lei 11 punti, miglior realizzatrice della Virtus Cagliari, che si porta in parità 31-31 quando mancano 5 minuti al termine della terza frazione di gioco. Gargantini, palleggio, sbaglia il suo passaggio nei confronti della Colombo, ma la palla prima di finire i funi viene toccata dalla difesa della Virtus, esattamente con Annika Klein. 9 secondi a disposizione, canestro e fallo commesso verosimilmente da Gambuzza. Così è infatti, per Gambuzza si tratta del suo primo fallo questo pomeriggio e Gargantini non sbaglia il suo tiro libero. 31 per chi attacca in questo istante la Virtus Cagliari, 34 per chi difende il Biassono. Mancano 5 minuti al termine della terza frazione di gioco. Gambuzza sbaglia ancora una volta. Gambuzza inguardabile questo pomeriggio. C'è subito un cambio richiesto dalla Carlattola per quanto riguarda la Virtus. È pronta sul cubo Giulia Melissari e verosimilmente la Gambuzza dovrà lasciare il posto alla Melissari. Porro da 3, il pallone finisce sul montante del canestro e ritorna in campo. Palla per Lidia Oppo, però c'ha 2 giocatrici di fronte, ancora Annika Klein da 3, non si fa pregare la giocatrice tedesca, però ancora una volta il suo tiro finisce
finisce fuori, 0 su 2 dalla linea dei 6,75 m, 2 su 7 invece per quanto riguarda i tiri da 2 punti per la giocatrice Annika Klein. Ecco il cambio, Maria Chiara Gambuzza esce ed entra come annunciato la numero 15 della Virtus Cagliari, Giulia Melissari. Melissari ancora non ha trovato la via del canestro, ha solamente realizzato 0 su 5 nel tiro da 2 punti e 0 su 1 invece dalla linea dei 6,75 m. Melissari in palleggio per Lidia Oppo, contrastato dalla De Ponti. Oppo, penetrazione, scarica per Melissari, vediamo, e Melissari ancora una volta corto il suo tiro. Il rimbalzo è di Annika Klein e Annika Klein non realizza ma soprattutto subisce fallo, e quindi per lei si tratta, cioè si prospettano 2 tiri liberi per cercare di raddrizzare un po' le distanze, per accorciare le distanze. Sbaglia il primo tiro libero Klein, per lei 1 su 3 dalla lunetta. Realizza il secondo a disposizione, 32 per la Virtus Cagliari, 34 per il Biassono. Mancano 3 minuti al termine della terza frazione di gioco, il tempo scorre inesorabilmente, però la Virtus Cagliari ancora non si sblocca. In palleggio Porro prova il tiro ma il fallo è commesso da Sara Innocenti. Sara Innocenti dovrebbe essere il primo fallo se non andiamo errati. Così è infatti, primo fallo per Sara Innocenti e Biassono che riprende la sua azione d'attacco. Porro, contrastata da Klein, Porro per Sallustio, Sallustio da 6,75, sbaglia il tiro, non prende neanche il ferro ma solamente il tabellone, e subito il contropiede della Virtus Cagliari con Lidia Oppo, però il Biassono fa in tempo a rimettersi in posizione. Palla sotto canestro, stoppata Klein dalla Colombo, e quindi errore da parte della Virtus Cagliari. Ci riprova con De Ponti invece il Biassono, De Ponti da solo proprio da sotto, proprio per la, non per la Colombo scusate, ma per la Tibè, che realizza il 35esimo punto, no scusate, no, il 37esimo punto per il Biassono, 32-37 per la formazione ospite, massimo vantaggio. Scusate, c'è una rettifica, 32-36 per il Biassono. Per il Biassono e subito Carla Tola chiama a raccolta le sue ragazze nel tentativo di scuoterle soprattutto, ma di dar loro le idee giuste per poter cercare di prima di tutto recuperare e poi passare in vantaggio, e cercare soprattutto di vincere questa gara importantissima contro un Biassono che, ricordo, domenica scorso ha realizzato solamente 23 punti contro Crema, mentre la Virtus in trasferta contro Crema ne aveva sempre perso 75-59, quindi 59 punti ne aveva realizzati la formazione cagliaritana, che questo pomeriggio sembra essersi in qualche modo persa, non riesce a ritrovare se stessa, forse la paura di vincere, i troppi errori commessi, tanti errori commessi anche questo pomeriggio, non riescono a smuovere la formazione cagliaritana. Sara Innocenti, per lei la palla che le consente di superare la metà campo, fallo commesso dalla Gargantini, fallo netto nonostante lei si lamenti, però un fallo nettissimo per la Gargantini, è diventata spina nel fianco anch'essa della difesa della Virtus Cagliari. Si tratta del suo secondo fallo personale commesso questo pomeriggio. Per quanto riguarda la situazione falli, il Biassono ha Colombo con 4 falli, nel frattempo Sara Innocenti sbaglia il suo primo tiro libero e 3 falli per Tibè. Sbaglia anche il secondo il
rimbalzo è di Klein. Klein per Oppo in palleggio per Angela Dettori, generatori penetrazione, scarica per Klein dalla media distanza, sbaglia ancora una volta, percentuali davvero disastrose con la Virtus che viaggia con un 10 su 30 nel tiro da 2 e 2 su 8 nel tiro da 3 punti, viceversa 12 su 26 per il Biassono. Nel frattempo un antisportivo fischiato nei confronti della numero 34 Tibè. Sara Innocenti in contropiede veniva fermata in maniera fallosa e quindi ritenuta antisportiva da parte dell'arbitro, quindi si tratta di un tiro libero realizzato da Sara Innocenti che porta a 33 i punti per la sua squadra. Ancora un libero a disposizione, vediamo il secondo, entra anche il secondo tiro libero e palla ovviamente ancora una volta in possesso della Virtus Cagliari, 34-36 all'ottavo minuto, mancano 2 minuti al termine del terzo periodo di gioco e il pareggio è firmato da Annika Klein. 36 pari, manca 1 minuto e 46 al termine della terza frazione di gioco. Il Biassono di nuovo in attacco, ma la Virtus c'è, la Virtus vuole questa vittoria, è riuscita a recuperare lo svantaggio. Ancora un canestro diciamo un po' fortuito da parte di Giulia Porro, però il canestro è valido nonostante la fortuna. Melissari in palleggio. Palla persa, no, conquistata fortunatamente dalla Virtus Cagliari con Innocenti per Oppo, 5 secondi, 4 al tiro, Oppo tira, sbaglia, il pallone è recuperato da Annika Klein e il canestro porta la sua firma. C'è un fallo fischiato alla numero 20, dovrebbe essere Lidia Oppo. Terzo fallo per Lidia Oppo, trattiene, dice l'arbitro, terzo fallo fischiato a Lidia Oppo. Pressi in tutto campo per la Virtus Cagliari, Sara Innocenti contro Sallustio finta penetrazione, sbaglia, il pallone preda di Melissari per Oppo, terzo tempo, tiro, sbaglia, Sara Innocenti, tiro, sbaglia, anch'essa prende il rimbalzo, sbaglia, ma il fallo è fischiato ad Angela Dettori. Concitate fasi della partita qui al Pala Restivo, terzo fallo per Angela Dettori. Mancano 41 secondi al termine della terza frazione di gioco, il punteggio vede le due squadre in perfetta parità a quota 38. Chiede informazioni il coach del Biassono, Stefano Fassina. 41 secondi, azione d'attacco per il Biassono, quindi la Virtus verosimilmente avrà ancora un possesso. La palla finisce nei piedi ma non viene fischiata l'infrazione, stranamente. Comunque viene fischiata adesso, prima sì, adesso no. Anzi, il contrario, prima no, adesso sì. Comunque, mancano 14 secondi al termine dell'azione da parte del Biassono. Ci prova la De Ponti da 3 e la De Ponti non sbaglia. E di nuovo il vantaggio, più 3. 38-41, De Ponti firma il nuovo vantaggio per il Biassono, 7 secondi al termine della frazione, palla persa, prova Lidia Oppo, tira, sbaglia. Ancora un vantaggio, 38 per la Virtus Cagliari, 41 per il Biassono. Una Virtus Cagliari con alti e bassi, una Virtus Cagliari che ha paura stasera di sbagliare, ma sta sbagliando tanto.
una Virtus contratta, una Virtus che sente la responsabilità di questa partita, ma è una Virtus che deve necessariamente conquistare i 2 punti in palio con il Biassono. Ha ancora 10 minuti a disposizione per poterlo fare. Possesso della Virtus Cagliari per questi ultimi 10 minuti di gioco, 10 minuti che mancano per chiudere la quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 femminile. Una partita tra due dirette concorrenti per la salvezza, quella tra Virtus Cagliari e il Biassono. Al termine dei primi 30 minuti di gioco il Biassono conduce per 41-38, ancora una prova disastrosa, possiamo dirlo, di Giulia Melissari e di Maria Chiara Gambuzza, che questo pomeriggio non sono riuscite ad esprimersi come magari avrebbero voluto. Hanno ancora ovviamente 9 minuti e 30, 9 minuti e mezzo per poterlo fare. Comunque Sallusto in palleggio, palla alla numero 34 e ancora una volta sul fil di sirena la TB realizza il 43esimo punto per il Biassono. 38 ne ha segnati finora la Virtus Cagliari. Sara Innocenti, corto il suo tiro ma subisce fallo. Sara Innocenti in lunetta per 2 tiri liberi. Vediamo se realizza il primo tiro libero a sua disposizione. Sì, entra il primo tiro libero a disposizione di Sara Innocenti, 39 per la Virtus, e segna anche il 40esimo punto, 40-43, ovviamente comanda e dirige le operazioni il Biassono, con Rossi per Sallustio. Sallustio cerca la Porro, che è praticamente il cervello di questa squadra. Porro in palleggio, contrastata da Angela Dettori, rischia di cadere, lo fa, però sbaglia il suo passaggio. Annika Klein non allunga, che palleggia, non viene aiutata dalle guardie. Ecco che Melissari, finalmente Giulia Melissari riesce a realizzare un tiro, ma soprattutto è un tiro importante che porta la Virtus a -1, 42-43. Il canestro di Giulia Melissari a 8 minuti e 30 secondi dal termine dell'ultimo quarto. Melissari ancora in contropiede, imbeccata, passi per Giulia Melissari. Si dispera Carla Tola in panchina, però gli arbitri hanno visto giusto. Infrazioni di passi fischiati a Giulia Melissari. Poteva essere il canestro che avrebbe rimandato in vantaggio la Virtus Cagliari, così non è stato. E adesso ci riprova Porro con la palla che finisce nelle mani della Sallustio. Sallustio per la Gargantini. Gargantini per Porro, Porro ancora Gargantini, finta il tiro da 3, invece poi penetra e scarica, sbaglia, ferro piede, c'è stato un po' di tutto, però la palla è nelle mani della Virtus Cagliari, con Oppo imbeccata da Sara Innocenti. Oppo passa a Angela Dettori, Dettori penetrazione, troppo forte il suo tiro che dalla tabella finisce sul ferro e poi va fuori. Fallo della numero 14 Angela Dettori, e cambio, esce per quanto riguarda il Biassono, esce la numero 25 Gargantini, entra la numero 14 Alessia Colombo in campo con 4 falli. Ancora un attacco del Biassono, ancora una speranza di poter allungare, ci tenta dalla lunghissima distanza la Rossi, sì, così è la Rossi, ma il suo tiro finisce sul ferro e poi fuori dal campo, e la Virtus ci riprova con Sara Innocenti, che passa a Melissari. Melissari tenta di liberarsi al tiro, ci riesce, sbaglia. C'è molta determinazione in Melissari, ma pochi punti anche questo pomeriggio. Infrazione di passi, ma non può palleggiare una lunga fuori dall'area.
Comunque si riprende ancora con il Biassono in attacco e con una Virtus Cagliari che sembrerebbe più determinata, però ancora una volta gli errori sono tanti, sia per quanto riguarda il tiro che per quanto riguarda le azioni. Ancora fallo, e questa volta c'è tutto, della numero 20 Lidia Oppo. Dovrebbe trattarsi del suo quarto fallo personale. Gli ufficiali di campo confermano. 2 falli commessi finora dalla Virtus Cagliari, un solo fallo invece, ancora un fallo. Giulia Melissari spinge. E per Melissari il secondo fallo, si lamenta, la guarda l'arbitro, deve stare attenta perché un tecnico in questo momento ovviamente non gioverebbe alla Virtus. Porro in parcheggio, chiama qualche compagna vicino a sé, invece scarica per fallo, dovrebbe esserci un fallo, esatto, un fallo commesso da Tibè è il suo quarto fallo, anzi no, bugia, il quinto fallo, scusate, il quinto fallo commesso da Tibè, che lascia il campo, entra al suo posto la Gargantini. E la Virtus che ci riprova. Sara Innocenti, Angela Dettori in possesso. Lidia Oppo per Innocenti cerca un varco, non lo trova, passa Oppo al tiro, Oppo sbaglia ancora una volta. 42 per la Virtus, 43 per il Biassono. Mancano 6 minuti esatti al termine dell'incontro, al termine di questa quinta giornata del girone di andata della Serie A2 femminile di basket. Porro in palleggio, contrastata da Klein, scarica, fa ruotare la palla il Biassono, mancano 2 secondi al tiro, Colombo tira, sbaglia, il pallone sul ferro, ma è anche preda delle giocatrici della Virtus Cagliari che sono già in attacco, hanno superato la metà campo, sono in vista del canestro del Biassono. Klein ancora una volta palleggia e perde il pallone. Time out chiesto giustamente e prontamente da Carla Tola, che sicuramente questo pomeriggio non sa cosa fare per cercare di scuotere la squadra, non sa quali stimoli dare ad una squadra che oggi le ha provate tutte, ma le percentuali al tiro ovviamente non ripagano lo sforzo della Virtus Cagliari, che finora ha tirato con 13 su 40 da 2 e 2 su 8 da 3, sbagliando molto anche dalla lunetta, 10 su 18. Il Biassono invece ha realizzato 14 punti, quindi indubbiamente percentuali migliori rispetto alla Virtus Cagliari. 14 punti realizzati contro i 29 tiri tentati, mentre da 3 ha realizzato 3 su 18. Dalla lunetta 6 su 7. Virtus che ha dominato i rimbalzi, 36 conquistati contro i 32 della Virtus contro i 32 del Biassono, e Virtus meno cattiva del Biassono, che ha commesso 20 falli contro i 16 delle cagliaritane. Si riprende con il Biassono ancora una volta in attacco, ancora una volta con la possibilità di incrementare il suo vantaggio, che finora è di una sola lunghezza, quando mancano 5 minuti e 7 secondi al termine del match. Porro, penetrazione contrastata da Melissari, Porro tira e non sbaglia. È anche fortunata questo pomeriggio la formazione lombarda. Comunque Porro porta a 45 i punti per la sua squadra. Melissari passa a Sara Innocenti, finta il tiro, poi penetra, poi è scarica fuori per Angela Dettori. Un disastro, Angela Dettori non tocca neppure il ferro. E il Biassono riparte per questa nuova azione d'attacco. 4 minuti e 28, 45 per il Biassono,
che attacca in questo momento, 42 per la Virtus Cagliari che difende. Ancora un tentativo della numero 14 Colombo, stavolta il suo tiro finisce sul ferro e poi nelle mani di Annika Klein. Klein ancora in possesso di palla, la difende, palleggia come suo solito ma ancora una volta sbaglia. La palla è preda di Melissari, ma ovviamente la palla è contesa, quindi la palla finisce, la freccia è rivolta verso il Biassono, quindi sarà la formazione Lombarda a riprendere il gioco. 3 minuti e 55 secondi. Il tempo passa, scorre inesorabilmente, la Virtus non riesce a ritrovare il vantaggio, non riesce a recuperare, non riesce a giocare da Virtus, una Virtus che ha sempre dimostrato comunque di lottare fino in fondo, però stasera la formazione cagliaritana ha sbagliato tantissimo al tiro, non è riuscita a superare la difesa del Biassono. Recupera in questo istante invece Lidia Oppo che passa la palla a Sara Innocenti. Innocenti cerca un varco, non lo trova, scarica per Dettori da 3 non va. Melissari cerca di contrastare, di recuperare il pallone. Lidia Oppo prova a fare lo stesso. Lidia Oppo per lei si tratta, cioè lei è in campo con 4 falli. De Ponti in palleggio, si palleggia sul piede ma c'è il fallo di Sara Innocenti. Per Innocenti dovrebbe trattarsi del suo secondo fallo. Innocenti 15 punti realizzati finora. Secondo fallo confermato, Annika Klein 10 punti, sono le uniche 2 ragazze della Virtus Cagliari ad essere andate in doppia cifra. In doppia cifra ci è andato anche il Biassono con Giulia Porro 14 punti e Martina Gargantini con 12. Si riprende con Sallustio che passa a De Ponti. De Ponti cerca una compagna libera, non la trova, quindi è costretta a palleggiare. Palla alla numero 14 Colombo, ma il suo tiro da 3 viene poi sbagliato, viene intercettato da Gargantini. Gargantini, Porro in palleggio. Ancora una bomba, questa è una bomba pesantissima, è la firma Federica Sallustio. I primi 3 punti realizzati da Sallustio che portano in fuga 42 a 48. Fallo di sfondamento fischiato a Annika Klein. 2 minuti e 42 si assottigliano le speranze della Virtus Cagliari, però in questo istante il 48 punti realizzati dal Biassono contro i 42 del Virtus Cagliari dicono tutto, cioè dicono sostanzialmente che il Biassono è in vantaggio. Il Biassono può chiudere con le braccia al cielo questa partita, viceversa la Virtus Cagliari a questo punto deve fare il miracolo. Ha 2 minuti per rimettere a posto la partita. C'è tanta disperazione nella panchina della Virtus Cagliari, proprio Carla Tola, il coach cagliaritano della Virtus, non riesce a caricare le sue ragazze. Ancora qualche istante e poi si riprenderà a giocare. 48 a 42, ecco, sono finito il tempo a disposizione per il time out. 48 a 42, mancano 2 minuti e 42 secondi, c'è tutto il tempo per poter riprendere le avversarie, però la Virtus deve cambiare il registro, deve cercare con più incisività la via del canestro, ma soprattutto deve trovare il canestro, cosa che finora le è mancata, con 42 tentativi fallo commesso da Melissari. 42 tentativi da parte della Virtus Cagliari, solo 13 realizzati per quanto riguarda il tiro da 2. Per quanto riguarda il Biassono ne ha tentato 32, ne ha realizzato 15. In lunetta Giulia Porro per il
due tiri liberi a disposizione. Il primo e realizza anche il secondo. 42 a 50. 42 a 50, 2 minuti e 28. Il Biassono sta andando in fuga, la Virtus sta continuando a sbagliare, non cambia niente tra le file della formazione cagliaritana. Palla a Gargantini, Gargantini palleggio, passa e c'è il fallo commesso da Sara Innocenti, diciamo anche un fallo di frustrazione. Sara Innocenti, per lei si tratta del suo terzo personale questo pomeriggio. E Giulia Porro si ritrova in panchina per cercare di allungare ulteriormente. Sarebbe tra l'altro una sconfitta molto pesante per la Virtus, tra l'altro contro una diretta concorrente per la salvezza. Sbaglia il primo, vediamo se realizza il secondo. Sì, così è infatti. Sono 9 i punti di vantaggio, 42 a 51 per il Biassono. Con un libero di Giulia Porro. Annika Klein da sotto sbaglia, troppo debole il suo tiro, realizza invece il secondo tentativo a sua disposizione dopo essere riuscita a recuperare il pallone. Un tiro libero per lei, ancora c'è qualche speranza. 44 a 41, quinto fallo commesso dalla Gargantini. Dovrebbe essere lei a aver commesso il quinto fallo. No, dovrebbe essere Alessia Colombo. Sbaglia il tentativo la Klein, la palla per un attimo è stata intercettata dalla Dettori, ma poi è finita fuori. Quindi si riprende Porro in palleggio, molta pressione, fallo, ancora un fallo. Angela Dettori, ancora lei ha commesso fallo. Si tratta del secondo fallo per Angela Dettori. E ancora Giulia Porro in lunetta. Sbaglia ancora una volta il primo tentativo, vediamo se il suo secondo tentativo a disposizione finisce a canestro. Così è infatti 1 su 2 per lei e 44 per la Virtus Cagliari, 52 per il Biassono. Tentativo di Gambuzza, di Melissari, scusate, che sembra essersi svegliata, speriamo non sia troppo tardi. 46 a 52. Manca 1 minuto e 26 al termine al termine del match. 10 secondi al termine dell'azione del Biassono. Porro in palleggio, contrastata da Sara Innocenti, uno contro uno, però il suo passaggio diretto a Ottolina finisce fuori, quindi la Virtus ha un'altra possibilità un'altra opportunità per poter ridurre le distanze. Sara Innocenti per Angela Dettori, penetrazione, scarica, sbaglia. La palla non è stata intercettata da Annika Klein e nell'azione di contropiede da parte del Biassono c'è stato il fallo commesso da Sara Innocenti, quarto fallo per Sara Innocenti. 1 minuto al termine dell'incontro, 1 minuto al termine delle speranze per la Virtus Cagliari di poter riacciuffare le avversarie, che sono in lunetta con la numero 32 Giada Perini, che dalla lunetta realizza il suo primo punto della serata, un punto importantissimo, così come lo è anche il secondo punto che lei realizza in questo pomeriggio cagliaritano. Sara Innocenti, contropiede da sola, ovviamente il canestro non è convalidato dagli arbitri perché ha subito il fallo. 54 a 46, mancano 56 secondi al termine dell'incontro. Annika Klein
Ancora una volta da sola Annika Klein, il pallone finisce a incastrarsi tra ferro e trabellone. E ancora una volta vane le speranze di poter ridurre ulteriormente le distanze da parte della Virtus Cagliari. 49 secondi al termine dell'incontro, Annika Klein si gira, tira, sbaglia. Un pomeriggio da dimenticare ancora una volta dopo quello della settimana scorsa, ma mentre la settimana scorsa qui a Cagliari di scena la capolista Ferrara, dove una sconfitta ci poteva stare, questa di stasera è una sconfitta che è pesante sicuramente, che lascia il segno. Sbaglia nel frattempo il Biassono, ci riprova la Virtus, ma pochi secondi mancano al termine dell'incontro, 18 secondi, ci prova Angela Dettori, il canestro non le sorride, però la palla ancora una volta è deviata dalle giocatrici del Biassono, che devono difendere questo decisivo vantaggio. 54-46, mancano 13 secondi alla fine dell'incontro. Melissari in palleggio, prova, non c'è tempo, c'è solamente ancora un fallo commesso nei confronti di Sara Innocenti. 3 secondi al termine, partita finita, musi lunghi, forse anche qualche lacrima in panchina. La Virtus ancora una volta ha perso in casa contro una diretta concorrente, una sconfitta pesantissima, però la Virtus ha dimostrato negli anni scorsi di poter comunque recuperare, cioè il campionato è appena iniziato, quindi c'è tutta la possibilità di potersi riprendere. Realizza Sara Innocenti i 2 punti, i 2 tentativi a disposizione, la partita finisce qua, il Biassono vince 54-48, batte la Virtus Cagliari nella quinta giornata del girone di andata della Serie A2 femminile. Dalla Pala Restivo è tutto, do la linea allo studio. Allora coach, una vittoria insperata ma alla fine una vittoria meritata. Sì, direi che insperata, perché sappiamo il valore della Virtus. Abbiamo sfruttato una loro pessima prestazione e noi abbiamo portato a casa, secondo me, meritatamente la vittoria, anche con grossi problemi di falli delle nostre lunghe. Una squadra giovanissima, non abituata a queste battaglie. Buono, cioè, vuol dire che ci siamo dopo aver perso la settimana scorsa di 40 in casa. Vuol dire che questa squadra ha delle potenzialità, è molto giovane, alti e bassi, e questo lo scontiamo. Appunto, giovane, però corre, difende, insomma, questa squadra fra un paio d'anni può essere qualcosa di più. Sì, quando vengo in terra sarda amo sottolineare il fatto che noi schieriamo sempre squadre giovani e che questa è la via da percorrere per qualsiasi società, perché il futuro è questo. Noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo fatto una retrocessione l'anno scorso pagando questa scelta, quest'anno speriamo di non pagarla, anzi di avere avuto l'esperienza per poterci giocare questo campionato. Sappiamo che sarà difficile e soprattutto auguro alla Virtus di avere anche invece loro un ottimo campionato, perché se lo merita la società, la squadra e la mia collega Tola. Carla, doveva essere una vittoria invece? Un disastro, non ho parole. Sicuramente quando c'è un vincitore è merito sicuramente di chi vince, ma noi un disastro, non ho parole, non ti saprei dire nemmeno in questo momento dove abbiamo sbagliato tutto, mentalità, attacco, difesa. Percentuali al tiro disastroso, 42-14, sì. Scusa, 14-42. Ma distrazioni poi in difesa, in attacco, poca concentrazione, fai di tutto in settimana, provi. Io più volte mi metto in discussione e continuerò a farlo, perché così non si può continuare. Purtroppo a me dispiace tanto, ma la partita di oggi è stata dimostrazione che o si cambia rotta e sinceramente in questo momento non ti saprei dire neanche come, oppure qua sprofondiamo del tutto. Ok, grazie.